In questo centro aziendale, che appartiene alla mia famiglia dal 1500, avvengono tutte le lavorazioni, che sia la viticoltura con la trasformazione dell'uva in vino, l'allevamento zootecnico, gli impianti biogas. Negli anni ci siamo molto rinnovati, abbiamo implementato un maggior collegamento col mercato e quindi tramite il sistema cooperativistico delle latterie friulane consegniamo il latte alla centrale del latte. Nel caso del vino invece trasformiamo e vinifichiamo direttamente, mettendo poi in commercio i nostri prodotti con la nostra etichetta, e nel caso dell'impianto biogas invece vendiamo direttamente l'energia nella rete nazionale. Nella logica di valorizzazione della differenziazione produttiva, che noi consideriamo una risorsa, e abbiamo anche una cinquantina di ettari di pioppeto in produzione e circa 27 ettari di noce da frutto in produzione. Attualmente abbiamo 2 impianti biogas, uno da 1 megawatt e uno da 300 kW di potenza, 2 impianti fotovoltaici. La logica della sostenibilità fa sì che nell'azienda non ci sia più un rifiuto. Tutte le deiezioni della stalla di Azzano vengono utilizzate per alimentare l'impianto biogas e produrre energia. Un valore di trasformazione in più che in realtà ha un grossissimo valore in termini di efficienza, perché noi recuperiamo tutta l'inefficienza del sistema biologico animale. In tutto questo nostro percorso Circolo Agrario ci è stato di grandissimo aiuto ed è un partner economico, perché i fattori della produzione li abbiamo sempre in buona parte comprati al Circolo con delle buone condizioni commerciali, creando un circolo virtuoso per avere uno scambio di informazioni che ci hanno aiutato, a fare le scelte economiche migliori anche per noi. Come imprenditore in questo settore posso dire che è un mondo entusiasmante quello in cui lavoriamo. Si pensa che il lavoro dell'agricoltore sia statico, ripetitivo, invece posso confermare che questo non lo è, sia perché c'è molta innovazione nel nostro mondo e il Made in Italy nel nostro settore è molto richiesto, per cui se si pensa di produrre e anche arrivare direttamente al consumatore finale, ritengo che ci siano delle ottime prospettive per il nostro settore.